Odio l'estate, così noiosa e insulsa. Mai niente di nuovo. Tranquillo, non agitarti, non hai sentito la novità su Radio Brass? No, che c'è di nuovo? Il programma più fresco dell'estate 2008. Feste portoghesi a Villa Novatulo. Sì, ora ricordo. Quando va in onda, Valentino? Il sabato alle 12.35 e in replica la domenica alle 11.30 e il martedì alle 11.05. Dal 12 luglio al 16 agosto. I portoghesi esclusi ci racconteranno tutte le feste, i giochi e le sagre che si svolgeranno nel loro ridente paesello. Feste portoghesi a Villa Novatulo, non mancate. Secondo me questi portoghesi stanno esagerando. Mais pourquoi? Sto iniziando a sentirli un po' troppo alla radio. Frigadini, noi stiamo qui in spiaggia. Loro lasciali preparare il programma negli studi senza climatizzatore. Già, hai ragione. Poi se mi stufo, cambio stazione. Ogni anno Saleppa miete milioni di vittime. Ogni anno la lama affilata del boia fa a fette milioni di martiri innocenti. È giunta l'ora di dire basta alla violenza. Diciamo insieme stop alla mano del boia. Da una recente ricerca è emerso che il 55% delle morti viene registrato in Sardegna. Chili di salsiccia vengono fatte a fette nelle tavole dei sardi. La Salci en Salci, l'associazione nata per proteggere le salsicce, ha lanciato la sfida per aiutare tutte le salsicce sparse per l'isola. Non renderti complice di questo massacro. Decidi di cambiare menù. Pappa Appiu, Pappa Kasumratsu, Pappa Pa, Parà Parà, Papà. È una campagna nata per promuovere il consumo di sedano. È una campagna nata per promuovere il consumo del Sukasumratsu. È una campagna nata per promuovere il consumo del Pa... Va ora in onda Feste portoghesi a Villa Novatulo. Finalmente anche noi possiamo andare in ferie, Daniele. Sì, finalmente. Bene, ultima puntata. Eh già, siamo pronti qui con le valigie. Alla fine di questa ultima puntata di Feste portoghesi a Villa Novatulo anche noi andremo in vacanza. Cosa faremo, Tore? Tu cosa hai intenzione di fare? Io ho intenzione di andare da qualche parte dove si svolgerà qualche festa, magari vera. Ancora feste? No, io non ne posso più. Queste feste portoghesi a Villa Novatulo mi hanno veramente riempito. Sono a posto per un anno. Io non sono sazio perché mancava qualcosa. Cosa mancavano, non so, qualcosa... toccare con mano effettivamente quello che abbiamo descritto. Anche qualcosa di più esotico magari. Abbastanza. Ma diamo il via a quest'ultima puntata, il primo stacco e poi il primo evento. Tanti eventi, un'ultima puntata spettacolare. Vai con sa sigla. Ah no, quella era un'altra cosa. Questa era lì. Ehi tu, fai spazio. Arrivano i portoghesi esclusi. Guarda, arrivano saltellando. Bere, cosa dire se non bere. Sì, sempre il solito. Oramai per attirare i turisti in tutta Italia si organizza di tutto e di più. Le proloqui, i comitati, i comuni inventano le sagre e le manifestazioni più bizzarre ed improponibili, talvolta scatenando l'ilarità generale. Solo per citarne alcune abbiamo la sagra delle lumache, sagra del pane fatto in casa, del pane abbrustolito, la sagra del fieno, la sagra degli agrumi, dei legumi, dei salumi. Insomma, le hanno pensate tutte, ma mai nessuno ha pensato alla sagra delle sagre. La sagra delle sagre, rivoluzione, freschezza e voglia di cambiare e copiare tutte le sagre esistenti e realizzarle tutte in un giorno a Villa Novatulo alle feste portoghesi. Niente male, a te la linea, Tore. Sì, grazie della linea, dicevamo sagra delle sagre, passato e futuro della tradizione sarda. Scusate, è che sto finendo di preparare degli appunti, ecco quasi finito. Tore, ci sei? Un attimo, ecco. Fatto. No,
Dunque noi oggi non perderemo del tempo a descrivervi i prodotti tipici, oggetti dell'artigianato villanovatulese, ma bensì cercheremo di capire cosa spinge le persone ad inventare una sagra solo per il gusto di avere una sagra personalizzata nel paese. Interessante. Perché bisogna essere originali per forza seguendo la cattiva linea di un altro paese? Daniele, spiegamelo. Non ne ho la più pallida Per idea. esempio, è utile a Villanovattulo che continuino a fare la sagra delle ciliegie se ciliegie non ce ne sono più? Perché acquistare le ciliegie dalla Spagna solo per fare una sagra finta con il motivo che si è sempre fatta e la gente la vuole? Insomma, forse un motivo c'è però, E lo chiederemo qui al nostro esperto e qui al mio fianco il signor Tonti. Buongiorno signor Tonti. Buonasera. Beh, io veramente... Grazie, è sempre preciso, sintetico ed efficace il signor Tonti. Ma andiamo pure avanti. Geometra, è il momento di un brano musicale. Diamo appuntamento a tra poco ai nostri Sentivo ascoltatori. l'esigenza. Sì, è il momento. E ancora feste portoghesi a Villanovattulo in compagnia dei portoghesi esclusi qui sulle frequenze di Radio Press. Vi stiamo raccontando i grandi eventi dell'estate villanovatulese. Il tutto rigorosamente finto e frutto della fantasia. Strano, ci troviamo qui sempre nel paese di 1200 abitanti più bello del mondo. Vi parliamo dal centro sociale di Villanovattulo e stiamo per introdurre un evento musicale molto interessante e rarissimo. È importante dare spazio alla musica tradizionale, ma anche il buon rock d'autore ha un suo perché. Stiamo infatti per sentire un'ottima cover band dei Pink Floyd. Sono già disposti sul palco, il pubblico pullula. Diamo il benvenuto agli Henderson Council. Un applauso meritatissimo per questo gruppo. Prima di sentirli in azione facciamo 4 chiacchiere col frontman della band. Buonasera a tutti. Cosa ci suonerete? Beh, noi fondamentalmente suoniamo i brani dei Pink Floyd, però le nostre cover sono dei riassunti, insomma. Prego? Ecco, ci sono dei bellissimi brani dei Pink Floyd che però durano troppo, mediamente un quarto d'ora, quindi considerato il fatto che oggi come oggi il livello di attenzione del pubblico è molto calato e la vita è più frenetica, noi tendiamo a sintetizzare il brano, ecco. Riassunti dei Pink Floyd, quindi. Sì, riassunti dei Pink Floyd. Ora suoneremo il riassunto di Shine on Your Crazy Diamond. Buon ascolto. Grazie. Ecco, finito. Bello. Grazie. Bellissimo. C'è tutto Grazie, il grazie. succo. Che pazzia No, pazzia pura, Daniele. No, sì. Andiamo avanti. Folle. Linea alla regia. Quando si chiude anche in bellezza. Chiudiamo in bellezza con l'ultimo agriturismo e questa è l'ultima settimana, le ultime feste, diciamo. Sì, questo è il 6º agriturismo che proponiamo ai nostri ascoltatori. Ultimo non naturalmente per i servizi che può offrire. Non per importanza, Anzi, certo. Non è un agriturismo ottimo interessante. anche questo, ma io li metto tutti allo stesso livello. Facciamo sentire ai nostri ascoltatori se è il caso di scegliere o meno un agriturismo del genere. Agriturismo James e Caroline. Presso la nostra struttura potrai gustare i piatti tipici di una Sardegna che ancora non conosci. Già, hai capito bene. Prenota subito il tuo pranzo tipico. Da noi puoi assaporare ottimi hamburger. Come, E scusa? poi, dicevo, patatine fritte, hot dog, senape e tante altre prelibatezze. Come, scusa? Dicevo, la genuinità di una Sardegna incontaminata la trovi nei nostri cheeseburger di ottima... Ma scusate, voi non siete sardi? James, Caroline, hot dog? Ma fammi il piacere, voi siete americani, ma va. Agriturismo James e Caroline. L'agriturismo. Che in Sardegna non ci sta manco per un... Da oggi volare nelle grandi capitali barbaricine sarà ancora più facile con le nuove tratte della Keguá, la nuova compagnia di volo nata a Villanovattulo.
La filosofia Kewa è basata su una gamma completa di tariffe che rispondono a ogni esigenza di viaggio per lavoro o per turismo, sia in termini di flessibilità che di convenienza. Alcuni esempi? Da oggi la tratta Villanova Tulo Orgosolo Orgosolo Villanova Tulo a soli 20 euro, tasse aeroportuali incluse, e tante altre offerte vantaggiose. Voli Kewa. Da oggi il centro Sardegna è molto meno isolato di quanto possa sembrare, perché Kewa non vi dimentica mai tra i monti. Casomai si schianta, ma dimenticarvi no. www.portoghesiesclusi.net, il sito che può provocare gravidanze indesiderate. Quanto spazio alla buona musica qui a Villanova Tulo Geometra. Già, dici bene Daniele, quanti eventi. Ancora feste portoghesi a Villanova Tulo, qui sulle frequenze di Radio Press. Ringraziamo i tecnici di Radio Press, sì, è giusto, e introduciamo il prossimo evento. Reduce da un'ottima performance qualche puntata fa, torna il cantante Pando. E ci troviamo nel Belvedere all'ingresso di Villanova Tulo. L'atmosfera è molto per pochi intimi. Alle nostre spalle si può contemplare l'altopiano di Nurri e il lago. Di fronte a noi c'è un pubblico sicuramente impaziente, anche se comodo e seduto a tavolino davanti ad alcuni aperitivi al cocco. Che strano. Eleganza. Alla mia destra un pianoforte. Perché, Tore? Beh, perché il cantante Pando ci delizierà con una performance da piano bar. Più che da piano bar, da karaoke. Un benvenuto al cantante Pando. Ecco che applaudono. Salve, salve cantante Pando. Ciao ragazzi, sono molto emozionato. Sente un po' male. Però, il cantante Pando, il microfono. Ce l'hai in tasca. Ma devi tenerlo davanti. Ok, così va bene? Sì, vai. Che cosa, Tore? Comunque dai, buonasera, siamo qui al Belvedere a Villanova Tulo. Sei emozionato, cantante Sì, Pando? l'emozione non ha voce, qualcosa. Beh, Ma è una un citazione. cantante come te. Cantare qui con 4 amici al bar. Cosa ci canti? Vi canto una canzone d'amore degli 883. Strano, gli 883. Beh, indubbiamente un brano confacente con l'ambiente molto elegante che ci circonda. Capisco perché. E allora un applauso al cantante Pando. Linea voce a te. Fai schifo. Solo avessi le parole, te lo direi, anche se mi farebbe male. Se io sapessi cosa dire, io lo farei. Lo farei, lo sai. Se potessi immaginare, dipingerei il sogno di poterti amare. Se io sapessi come fare, ti scriverei una canzone d'amore per farmi ricordare, una canzone d'amore per farti addormentare, farci uscire calore. Non spiegare una canzone d'amore solo per te, solo per te, solo per te, solo per te, solo per te. Se un giorno io riuscissi a entrare nei sogni tuoi, mi piacerebbe disegnare sulla lavagna del tuo cuore i sogni miei, lo sai, potessero suonare, inciderei e poi te li farei ascoltare. Se io sapessi come fare, ti scriverei
una canzone d'amore per farmi ricordare, una canzone d'amore per farti addormentare, faccio uscire calore che non ti so spiegare, una canzone d'amore. Basta, Tore. Daniele, il tempo stringe, andiamo avanti. Andiamo avanti, in linea alla regia, torniamo tra poco. Tore Lobina e Daniele De Muro? Due portoghesi esclusi. Beh, è proprio venuto il momento di salutare i nostri ascoltatori, chissà cosa succederà, cosa ci aspetta in questa estate che sta per finire, come dicono i Righeira. Daniele, però sì, lasciamelo dire che la regione autonoma della Sardegna ha deciso di finanziare altre feste portoghesi a Villanovaturo perché hanno avuto un successo enorme, davvero, turisti da ogni parte del globo. Guarda, Tore, lo dico con eleganza, abbiamo veramente gettato della merda addosso agli altri paesi come Sadali, la Sagra dei Sculurgiones, abbiamo rubato Isili. tantissimi turisti a tutto il Sarcidano, a tutta la provincia di Nuoro e Cagliari, ma perché non dire anche Sassari, Medio Campidano? Non lo dico perché odio le nuove province. Sì, è giusto anche questo, Tore. E finiscono le feste, questa è l'ultima. Un bacio a tutti gli ascoltatori che Il momento ci dell'atmosfera. hanno seguiti. L'ultima poesia di Ettore Spina, ci troviamo in riva al lago del Flumendosa. Vi ricordo che potete acquistare le poesie di Ettore Spina nelle migliori librerie Convenzionate, certo. Alessandro Valentini, attore originario del mondo, leggerà per noi queste poesie. È tutto pronto. Dell'immenso Ettore Spina. Ci sentiamo, amici. Chissà quando, ma ci Non sentiamo. si sa se torneremo o meno, se Dio vuole. Un abbraccio caloroso da Villanovaturo. Buon ascolto, ciao a tutti. Grazie. La mia voce che si espande per le vie del borgo echeggia pensosa, le mie capriole mentali, il mio battere incessante sull'asfalto, le mie preghiere a bassa voce e nel vento una domanda. Cosa ti credi? Ettore Spina, ginnastica. Feste portoghesi a Villanovaturo. È un programma di quei mattacchioni dei portoghesi esclusi. Va in onda da Villanovaturo il sabato alle 12.35 e in replica la domenica alle 11.30 e il martedì alle 11.05. Sito internet www.portoghesiesclusi.net. Indirizzo email topping@portoghesiesclusi.net. SMS al numero 329 9421 652. Si ringraziano per la collaborazione l'assessorato alla radioattività del comune di Villanovaturo, regione autoctona della Sardegna, provincia di Viterbo, tutti i pesci che vennero a galla, associazione culturale La Mazza Caffè, ente di sostentamento personaggi Disney, Ministero delle politiche agricole, Ministero dei beni aerodinamici, Ministero di Enrico Ruggeri, associazione culturale La Fedina Penale, assessorato alla perplessità del comune di Villanovaturo, ente Roger Mina, provincia di Belluno, sottosegretariato, il segretariato del sottosegretariato, la segreteria della presidenza del consiglio, organizzazione per la salvaguardia delle chiappe di Jennifer Lopez, dipartimento burle del Ministero della Cultura.